Commissione banche e bufere su Maria Elena Boschi. Il presidente di Consob rivela: parlai di Etruria con l'allora ministro, era preoccupata per la fusione con Vicenza, l'opposizione chiede le dimissioni del sottosegretario. Via libera anche dal Senato, oggi il biotestamento è legge, reazioni diverse alla norma, contrario il patriarca di Venezia, è sbagliata, bisogna difendere la vita. Orribile morte per un senza tetto nel Veronese, l'uomo bruciato nell'auto abbandonata dove dormiva, escluso il dolo, forse il rogo causato da una sigaretta, disposta all'autopsia. Assalto ad una tabaccheria di Terranegra nel Padovano, il 16° episodio per la coppia di negozianti, la rabbia della donna dice: mi sono sentita violentata in casa mia. Donne picchiate, addirittura violentate da compagni e mariti, prima li denunciano, poi li perdonano, non un caso singolo, quello della donna di paese che ha ritirato la querela verso l'ex compagno che l'ha seviziata. Padre di famiglia impiegata, c'era anche lei tra le escort, scoperte al lavoro in un appartamento di Saonara dai carabinieri, incassi mensili altissimi da clienti benestanti. I giganti buoni in pediatria sono i campioni di Treviso Basket che hanno regalato un sorriso ai bimbi ricoverati al Cafoncello di Treviso. Ben ritrovati dalla redazione, come avete sentito dai titoli, in primo piano ancora il caso banche e bufera su Maria Elena Boschi. Il presidente di Consob rivela alla commissione d'inchiesta: parlai di Etruria con l'allora ministro, era preoccupata per la fusione con Vicenza. Intanto oggi a Vicenza nuova udienza del processo agli ex vertici di Banca Popolare. Il crack di BPV? È stato provocato dalla crisi. Gianni Zonin, davanti alla commissione d'inchiesta parlamentare, respinge le accuse. Tutto è accaduto a sua insaputa, come i crediti baciati. Io l'ho saputo il 7 maggio 2015. Ero a Milano a colloquio col capo degli ispettori della BCE, che ho chiamato il direttore e ho detto: ma cos'è questa faccenda delle baciate? Comunque io sono venuto a conoscenza il 7 maggio. Lo sapeva al mondo tutti tranne che il presidente della Banca Popolare di Vicenza. Dobbiamo prendere atto che non ha l'obbligo di dire la verità come un testimone, ma è semplicemente un'audizione. Quante ore? 3 ore di audizione, e anche non ricordo, anche non so, parlano, per cui non è finita qui poi, perché stiamo valutando se audire l'amministratore delegato. Polemici i membri della commissione d'inchiesta parlamentare. Gianni Zonin assicura che sulla fusione con Veneto Banca ed Etruria non ci fu nessuna pressione da Banca Italia, e proprio sulla fusione con Etruria interviene in audizione anche il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, che fa esplodere un'altra bomba. L'allora ministro Boschi avrebbe espresso un quadro di preoccupazione perché, a suo avviso, c'era la possibilità che Etruria fosse incorporata da BPV, e questo era di nocumento per la principale industria di Arezzo, che è l'oro. Intanto in tribunale a Vicenza con oggi sono 5.000 le richieste di costituzione di parte civile. I risparmiatori chiedono di essere risarciti e rispondono così a Gianni Zonin, che anche lui dichiara di aver perso dei soldi in questa faccenda. No, non mi dispiace mica, anzi ho caro di perdere soldi perché non gli mancano i soldi. Non ci resta altro che piangere per lui. Natale. Anche i ricchi piangono? No, godono loro. Noi vogliamo solo indietro i nostri soldi, punto e basta. Da oggi il biotestamento è legge. Il testo sulle disposizioni anticipate di trattamento in materia di consenso informato, già licenziato dalla Camera, oggi è passato senza modifiche al Senato. Tra le reazioni del no, contrario il patriarca di Venezia, legge sbagliata, avrebbe detto. A ottobre scorso l'ultimo veneziano noto a porre fine alla sua vita all'estero è stato Loris Bertocco, 59 anni da 40, paralizzato. Un mese dopo, a novembre, la svolta del pontefice: evitare l'accanimento terapeutico non è eutanasia, così Papa Francesco. Oggi, con l'approvazione del biotestamento al Senato, diventa legge quello che per molti ha rappresentato insormontabili battaglie, commovendo e dividendo come sempre l'opinione comune. Con 180
50 sì, 71 no e 6 astenuti, il disegno di legge sul testamento biologico ha ricevuto il via libera definitivo. Contrari la Lega e i senatori di centrodestra. Da Venezia il monito del patriarca Francesco Moraglia, per il quale la legge è sbagliata. Non è la prima volta che la politica è incorsa in questo errore. Per il patriarca la vita va rispettata ad ogni costo. Creare la legge, quell'alleanza terapeutica che riguarda il malato, i parenti del malato, i medici, gli operatori sanitari e che deve rispettare la vita delle persone. Da Pier Giorgio Welby a Luca Coscioni e Loana Englaro fino a DJ Fabo, un'unica volontà, quella di dare decoro a una vita in stato vegetativo, scegliendo di poter morire con dignità. Orribile morte per un senza tetto nel Veronese, bruciato nell'auto abbandonata dove dormiva, escluso il dolo, forse il rogo causato da una sigaretta, disposta l'autopsia. Una morte orribile tra le fiamme, imprigionato in quell'auto diventata un rifugio per dormire lontano dal freddo. Le urla di dolore, ma lui, Gary, come lo chiamavano tutti a Zevio, era già diventato una torcia umana. 50 anni, clochard, marocchino, una vita ai margini, ma una persona conosciuta come tranquilla e gentile. Aveva trovato un'auto abbandonata e l'aveva eletta a sua dimora, lui, che di dimora non ne aveva mai avuta. Quando i residenti hanno sentito le grida hanno chiamato il 118, di cui l'allerta a carabinieri e vigili del fuoco, ma all'arrivo dei pompieri tutto era avvolto dalle fiamme, poi spente. E sul lato guidatore, nell'atto disperato di aprire la portiera, c'era il corpo carbonizzato del cinquantenne. I carabinieri hanno cercato di ricostruire quanto successo. In un primo momento erano circolate voci allarmanti su qualcuno che poteva aver sparato dei petardi contro l'auto, ma rilievi più approfonditi hanno fatto capire come non ci fosse stato atto doloso all'origine della tragedia. Accanto all'auto diventata una casa sono state trovate centinaia di mozziconi di sigaretta. Da una prima ipotesi il cinquantenne se ne è accesa una e si è addormentato, non accorgendosi che la brace aveva intaccato i sedili o qualche altra parte infiammabile della vettura. Ricostruzione avvallata dal fatto che l'incendio si è innescato dall'interno e che non ha interessato il motore. Il corpo carbonizzato di Gary è stato comunque portato all'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma, dove verrà effettuata l'autopsia per escludere del tutto i dubbi su una morte che a pochi giorni dal Natale fa riemergere ancora una volta un mondo di emarginazione e solitudine che spesso fa i conti con drammi e tragedie. Assalto ad una tabaccheria di Terranegra, il 16° episodio per la coppia di negozianti. Lei dice: mi sono sentita violentata in casa mia. Sentiamola. Uno era lì, alto, che ci teneva noi due là in fondo, fermi così con la pistola, e l'altro è saltato qua, ha fatto il disastro, c'era il disastro, ha rovesciato tutto. E ha preso mio marito perché era dietro la cassa e gli ha intimato di darmi skate. Malavita locale, armata e incappucciata, disposta a tutto per 600 euro, che per 40 lunghi secondi ha tenuto sotto tiro la Schiavon, il marito Alberto e una cliente nella loro tabaccheria cartoleria di Terranegra. Per la Schiavon è il 16° episodio tra furti o rapine in 23 anni di casa e bottega. Questa è la mia casa, io venire qua per me è come venire essere a casa. È mio, tutto mio, cioè sto bene, l'ho aperta io, l'ho cresciuta io, cioè, e quindi qua sono in mezzo ai miei amici perché i clienti ormai sono amici e sono di quartiere, quindi logicamente io ci sto bene. Le hanno rubato in casa in sostanza, signora? Oh sì. Detto così? Sì, io vedere mi sento una violenza interna tremenda, violentata, proprio la violenza, è una violenza, brutta violenza. Daniela Schiavon nel 96 si vide puntare addosso i Kalashnikov di 4 discepoli di Felice Maniero. Da allora non ha più paura della malavita. Io non ho paura, io ho rabbia. Non è che io dica che la polizia, i carabinieri, le istituzioni non fanno niente, è che non si può fare niente, secondo me. Non si può fare niente, non si può fermare la delinquenza con le leggi che abbiamo poi. Da una commerciante rapinata ad un'altra vicenda, quella di Franco Biroli, il tabaccaio che uccise il ladro entrato nel suo negozio. Nessun ricorso in Cassazione, si chiude definitivamente il caso giudiziario, ma lui ha ancora paura. Dal punto di vista penale la cosa è terminata. Resta comunque il fatto di aver spezzato una vita a una persona, come ho detto più volte,
e c'è sempre la paura che questo possa riaccadere. Assolto in via definitiva per aver ucciso un ladro, ma la sua vita è cambiata per sempre. Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Correzzola, che nell'aprile del 2012 sparò e uccise uno dei ladri che aveva fatto irruzione nel suo negozio, può mettere la parola fine al suo calvario giudiziario. Condannato in primo grado e assolto in appello, ora i tempi per un ricorso in Cassazione sono scaduti. Nonostante la giustizia gli abbia dato ragione, per Franco però nulla è più come prima, tant'è che ha deciso di vendere la sua attività e di andare a fare il contadino. A gennaio chiuderà le serrande. Vado ad aiutare i genitori in campagna e approfitto anche per chiudere l'attività e per paura che mi possa accadere nuovamente questa cosa. La paura da quella notte di aprile non è più andata via, quel senso di vulnerabilità gli è rimasto addosso e viene costantemente alimentato dagli episodi di cronaca. Visti i fatti di cronaca che successi in questi giorni, il tabaccaio della provincia di Padova che è stato rapinato, ce ne sono quasi quotidianamente in provincia di esercizi commerciali che subiscono rapine e furti, quindi dobbiamo aspettarci di tutto perché appunto i criminali non vengono penalizzati nei reati che fanno. Da allora Franco Birolo non lascia più la sua casa non protetta, nessun avere incustodito e anche se ha deciso di cambiare lavoro terrà la pistola. Io ce l'ho e voglio continuare ad averla. Sale slot nel mirino dopo la tentata rapina su Susegana, colpo a segno la notte appena trascorsa a Treviso. Potrebbe trattarsi degli stessi banditi, quelli messi in fuga 2 seri fa dal titolare della sala Mirage, una reazione che fa discutere. Banditi armati nella notte alla sala slot Admiral di via Fragiocondo a Treviso e non si esclude si tratti degli stessi che la notte prima hanno tentato il colpo al Mirage di Susegana venendo messi in fuga dal titolare Romeo Antoniazzi. La rapina stavolta è andata a segno, travisati, armati di pistola, forse anche in questo caso finta, si sono fatti consegnare da una dipendente l'incasso della serata, alcune migliaia di euro e sono scappati a piedi. Sul caso indaga la squadra mobile che ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Importante il confronto con le immagini di Susegana, caso oggi sulla bocca di tutti per la reazione del gestore che al fratello ha fatto capire che rifarebbe ciò che ha fatto. Ho percepito che lo rifarebbe e quello è il peggio perché adesso siamo muniti di matte da baseball e quindi ho detto la prossima volta non vanno fuori con le loro gambe. Renato Antoniazzi ammette che lui non reagirebbe allo stesso modo ma riconosce il coraggio del fratello. Ho apprezzato quello che ha fatto e tanto di cappello. Non si può più subire a testa bassa, dice Antoniazzi, ma chi lavora dietro un bancone sa anche che dai malviventi ci si può aspettare di tutto. Sicuramente non come Romeo, perché comunque essendo donna non riuscirei a reagire così. Speriamo che non vengano qua. Ha rischiato tanto, perché se erano armati e poi vedendo anche le immagini erano anche belli corpulenti, non lo so se avrei avuto lo stesso tipo di reazione. Ecco. Sinceramente, conoscendomi, non avrei reagito come il signore, perché comunque non si sa chi sia di fronte e come potrebbe reagire, sinceramente. Piuttosto gli darei veramente l'incasso, piuttosto di farmi del male fisico, ecco. È prudente soprattutto chi una rapina l'ha già subita. Noi abbiamo lasciato che facessero le loro cose e poi sono usciti, insomma, senza farci del male, perché alla fine hai famiglia a casa, quindi tenti insomma di preservarti. Ed ora la questione autonomia del Veneto, un nuovo faccia a faccia Zaia-Bressa all'orizzonte. Ho sentito il sottosegretario, ha scritto oggi il governatore del Veneto, abbiamo deciso di incontrarci la settimana prossima per fare il punto della situazione sulla trattativa per l'autonomia. Ieri intanto si è svolto il tavolo sui temi della tutela e sicurezza del lavoro. Donne picchiate, addirittura violentate da compagni e mariti che prima li denunciano e poi li perdonano. Un caso singolo, quello della donna di paese che ha ritirato la querela verso l'ex compagno che l'ha seviziata. Quello della 44enne di paese che, pur essendo stata violentata e torturata dal compagno, ha deciso di ritirare la querela affermando che ciò che è capitato è colpa sua. Non solo non è un caso isolato, ma nelle aule di giustizia è all'ordine del giorno. Le donne che denunciano compagni e mariti per la stragrande maggioranza tornano poi sui loro passi. Io sentivo dire addirittura l'80%, quindi un grandissimo numero di donne che ritiene che quello che subisce
sia normale, sia accettabile. Roberta Canale è l'avvocato della 44enne che ha deciso di ritirare la denuncia verso l'ex compagno, un kosovaro di 30 anni. L'uomo è già stato condannato a 5 anni e 2 mesi, pena che dovrà scontare malgrado la decisione della donna, che lascia una grande amarezza in chi si è adoperato per farle avere giustizia. Confermando ovviamente che le cose sono avvenute in quel modo, ma che fosse a causa sua. Quindi questa è una sorta di sconfitta personale, anche del genere femminile, che ritiene sempre di essere la vittima, ma anche la causa di quello che avviene, quindi che tutto quello che succede è sempre per colpa della donna. I motivi che spingono la gran parte delle donne a legittimare le violenze subite sono diversi. Ritengono sempre, o per il bene della famiglia o per il bene dei figli, di dover chiudere un capitolo, anche se molto spiacevole, e ripartire con delle persone che però le hanno trattate in un certo modo e che continueranno poi a trattarle nello stesso modo. Nel caso specifico ha giocato un ruolo fondamentale un altro aspetto ancora: l'ex compagno nel giro di qualche anno tornerà libero. La paura c'è sempre di fondo, che quando poi una persona che ha commesso un determinato tipo di reato esce, pur avendo scontato la sua pena, ma ritiene non terminata la cosa. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci in studio con l'edizione regionale. In primo piano ancora la cronaca: madre di famiglia impiegata, Bella, si prostituiva insieme ad un'altra quarantenne in un appartamento di Villa Tora di Saonara, incassi mensili altissimi da clienti benestanti. I carabinieri hanno scoperto il giro e denunciato il padrone di casa per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Un appartamento in una palazzina nuova a ridosso della strada dei Vivai, dietro la chiesa di Villa Tora. Da un anno vi si prostituivano 2 donne dalla vita apparentemente normale. Una impiegata padovana, 43 anni, sposata e con figli, in aspettativa dal lavoro, e una casalinga, 42enne, residente in provincia. I clienti erano sempre gli stessi, alcune decine di varie professioni e stati civili, tutti benestanti. Le prestazioni sessuali delle 2 donne costavano 150 euro. Il loro giro d'affari mensile raggiungeva i 12.000 euro ciascuna. Tutto bloccato dai carabinieri di Legnaro. Una persona insospettabile, una donna avvenente sicuramente, e che aveva inserito questo annuncio su questo sito online dove veniva di volta in volta contattata dai clienti. Le 2 insospettabili escort versavano al padrone di casa una 2.000 euro al mese, l'altra 120 euro al giorno. L'appartamento era organizzato con vari comfort, i clienti vi restavano anche più di un'ora, con rifornimenti di bevande, di accessori e indumenti sessuali, l'uso della doccia e il cambio biancheria. Se ne occupava il proprietario e questo è un reato. L'uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Padova per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'uomo è un 48enne imprenditore abitante ad Albignasico. I clienti avevano conosciuto le 2 donne dopo contatti su siti di escort online. Ed ora torniamo a parlare della frana di Perarolo nel Bellunese. Rimane alta l'attenzione, si attendevano i dati del monitoraggio della regione. Il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha decretato infatti altre 24 ore di stato di attenzione nei bacini idrografici Alto Piave nel Bellunese e Piave Pedemontano Bellune Treviso a seguito della situazione determinatasi con il maltempo dei giorni scorsi. Su entrambi i bacini lo stato di attenzione per criticità idraulica riguarda i comuni rivieraschi sul fiume Piave ed è riferita alla procedura di allertamento per la frana della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore. Per il comune quindi di Perarolo è dichiarato ancora lo stato di attenzione per la criticità geologica. E cambiamo argomento: i giganti buoni in pediatria sono i campioni di Treviso Basket che hanno regalato un sorriso ai bambini ricoverati al Cafoncello di Treviso. Eccoli i giganti buoni, o come li hanno chiamati i piccoli pazienti dell'Oasi pediatrica di Treviso, i Babbi Natale alti alti. Sono i giocatori di Treviso Basket che hanno trascorso una mattinata assieme ai bambini ricoverati al Cafoncello, regalando loro un sorriso.
Fra autografi, fotografie hanno parlato, scherzato e fatto trascorrere qualche ora spensierata ai piccoli. Noi speriamo quindi in questi momenti di regalargli un sorriso, comunque una mattinata diversa da quelle che sono abituati e di farli divertire un po'. È sempre bello vedere la reazione dei bimbi, no? Li facciamo passare magari una mattinata differente, un po' diversa, gli diamo una piccola allegria, qualche pensierino, quindi è una cosa che ti riempi un po' dentro. E Babbo Natale non può non portare i doni, così hanno distribuito regalini a tutti i piccoli pazienti, gli occhietti incollati ai regali e poi la gioia nell'aprire il proprio pacchetto. Sicuramente è un momento di gioia e di felicità per i bambini, riportare una normalità di vita all'interno del reparto e poi che vengano sportivi, che portano l'esempio dello sport, dell'impegno dello sport, di cosa si può fare che lo sport è molto importante, quindi un momento di felicità ma anche di valori. I campioni di Treviso Basket hanno girato stanza per stanza per portare ai piccoli un sorriso, anche e soprattutto ai pazienti impossibilitati a muoversi. Noi siamo contenti di essere qui, di proporgli quello che è un po' il nostro mondo, capite? Quindi cercare di farli avvicinare anche uno sport che sicuramente aiuta anche il benessere e la salute andando avanti con gli anni. Una gioia per i bambini che con la loro forza e il loro sorriso hanno toccato il cuore dei loro campioni. E vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, si parlerà del caso delle banche popolari e da non perdere ospite in studio il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente come sempre alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Il tempo sarà stabile sulle nostre regioni, sia pure con qualche nebbia e con qualche isolato fenomeno. Vediamo il dettaglio del 15 dicembre. Sul Veneto locali nebbie o foschie mattutine sulla pianura padana e in genere anche sulle vallate del Bellunese. Non mancheranno comunque ampie schiarite soleggiate, specie dal pomeriggio. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, valori notturni attesi tra 2 e 5 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Il tempo sarà instabile con piogge locali temporali sulla Venezia Giulia, poco nuvoloso in pianura, coperto e localmente nebbioso invece in montagna. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, valori notturni attesi tra 5 e 9 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Alternanza di nubi e schiarite sulla nostra regione, ma gli addensamenti nuvolosi potranno causare anche deboli nevicate fino a bassa quota. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 10 gradi, minime con -1 a Bolzano e 4 gradi a Trento. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati sud-occidentali localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.